Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. Come sempre ringraziamo i nostri sponsor, come sempre abbiamo tre giornali che parlano appunto della nostra provincia, della regione. Oggi seguiremo in particolar modo il Corriere Veneto, il Gazzettino di Rovigo e la Voce di Rovigo. Andiamo subito con le notizie. Corriere del Veneto, Padova e Rovigo, in prima pagina: la pandemia, si cercano soluzioni ai ritardi del piano vaccinale per il calo di produzione in Belgio. Zaia, pronti a intervenire con le finanziarie regionali. Vaccini, Fidia in soccorso a Pfizer. Il colosso farmaceutico di Abano: ne produciamo milioni all'anno. L'azienda già lavora per conto terzi, infatti è la Fidia Farmaceutici di Abano Terme che potrebbe andare in soccorso appunto per la produzione dei vaccini anti-Covid. Problema comunque di questa mancata consegna da parte del colosso americano, che intanto slitta la somministrazione dell'anti-Covid ad over 80 malati oncologici e donatori di sangue. Scorrendo sempre sulla pagina veneta c'è questa notizia che effettivamente è una notizia gravissima: esche avvelenate, strage di animali, morie di uccelli e altri esemplari vicino all'oasi di Busatello nel Veronese. Denunciato un agricoltore che voleva uccidere le nutrie. E cosa ha fatto? Ha avvelenato il grano turco. Carcasse raccolte con i camion, la rabbia delle associazioni ambientaliste. Sono centinaia gli animali morti per avvelenamento ai confini appunto dell'oasi naturalistica del Busatello in provincia di Verona. Abbiamo queste due notizie secondo me interessanti. Yacht di lusso e cantieri Vittoria, partita la produzione del futuro. Il primo Bowsprit è pronto nel 2023. Sapete che il cantieri Vittoria di Adria, famosi anche per le imbarcazioni militari d'alluminio, tra le prime produttrici in Europa e nel mondo, ha deciso di fare un settore anche per quanto riguarda gli yacht di lusso, e appunto nel 2023 ci sarà questo Bowsprit. E seconda notizia appunto sul Corriere Veneto: la replica del sindaco ai neofascisti. Sappiamo che in un post in una pagina di Adria c'è stato un attacco a Liliana Segre, e quindi il sindaco Barbierato, visto questo insulto, visto la risonanza anche a livello nazionale che ha avuto questo atto barbarico, ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, e questo ci fa piacere naturalmente. Andiamo quindi alla pagina della Voce di Rovigo. Vaccinarsi, scelta etica, e incubo in strada. Naturalmente adesso vedremo gli articoli all'interno del giornale per quanto riguarda questi incidenti che hanno colpito parte della statale 16 e dell'autostrada. E appunto questo l'articolo: ghiaccio e incidenti a raffica, problemi in autostrada, Transpolesana e sulle provinciali. È stata una giornata da incubo e purtroppo stamattina si preannuncia già in questo sistema. Questa è una foto della Voce Web ed è appunto alle 7:30 di questa mattina. Si registrano infatti a quest'ora nuove fuoriuscite autonome tra San Bellino e Castel Guglielmo sulla provinciale, e fortunatamente nessuno di questi incidenti è grave. Sempre dalla Voce di Rovigo: Corbola, non si resterà senza medico di base, è l'affermazione che ha fatto il sindaco Domeneghetti, tornando su una questione che sta destando preoccupazioni in paese. Ne abbiamo già parlato gli altri giorni, che appunto Corbola, con il pensionamento di un medico di base, è rimasto senza medici. Altra notizia, perché si parla di degrado ex stazione come una discarica, è la foto che rappresenta Cavanella Po, dove c'era appunto la stazione ferroviaria, e questa è un'area, dice l'articolo, che nel parco del Delta del Po è la carta vincente per lo sviluppo economico, sociale e turistico di Adria, del Basso Polesine e di tutta la provincia, e certo che il biglietto da visita che si vede appunto in questa fotografia non è dei migliori. Isola di Albarella è promossa dagli ospiti come isola sicura, ottima la pulizia e i servizi per le case in affitto e le camere in hotel. Nuovi interventi in arrivo per l'area piscine e palestra. Andiamo alla prima pagina del Gazzettino di Rovigo: vaccini a rischio seconde dosi. All'interno ci sono un paio di articoli che ci interessano. Il primo è, ne abbiamo già parlato sulla nostra pagina leandromaggi.com: stanchezza e crisi economica, ha chiuso lo storico bar Marzolla, e ha appunto abbassato la serranda a questo storico bar che è a Taglio di Donada, che è una frazione a Portoviro tra Contarina, la vecchia Contarina, e la vecchia Donada. Mentre Taglio di Po, canale Veneto messo in sicurezza, partiranno i lavori progettati dal consorzio di bonifica contro frane e infiltrazioni per piene e nutrie.
saranno spesi 2,5 milioni di euro per risagomare le sponde, scavare 70.000 metri quadri di terreno e rinforzare gli argini. Chiudiamo con una battuta ricavata dal web: ma dove vogliono andare se dopo un anno di pandemia nemmeno un senatore sa come si usa la mascherina? Questo è Spinoza Live, naturalmente fa vedere questa foto dove questi bei 3 senatori c'hanno tutti il nasone fuori. E per finire, Galaverna, questa bellissima fotografia ricavata sempre dal web, e che dire, la Galaverna nel nostro dialetto si chiama la Sisara, manifestazione della natura bellissima che questa fotografia riesce ad esaltare. La rassegna stampa finita, come sempre vi ringraziamo perché siete sempre più numerosi, sempre più interagenti, ci seguite, ci date consigli eccetera. Seguite le nostre pagine web leandromaggi.com Made in Polesine e la nostra pagina Made in Polesine su YouTube. Come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao.